Buonasera a tutti, io sono Lorenza Siciliano, sono una biologa nutrizionista e non sono solita fare dei video, ma penso che sia effettivamente un canale ottimo per poter sfatare un po' quei miti in cui la gente crede ancora. Spesso noi sul web vediamo demonizzati tanti alimenti o esaltati degli alimenti come miracolosi. Allora, partiamo dal presupposto che non esistono alimenti miracolosi, così come non esistono diete miracolose. E quando parliamo di dieta, dovremmo parlare effettivamente di stile di vita, perché la dieta non è assolutamente restrizione, non è assolutamente sacrificio. Sicuramente, e per come siamo abituati a mangiare, soprattutto qui in Occidente, la dieta del benessere è tutt'altro che salutare. Siamo abituati quotidianamente a mangiare cibi spazzatura, quindi junk food, siamo abituati a non saltare la prima colazione, a non fare gli spuntini, eh, anche perché spesso si pensa che mangiando meno l'organismo reagisca meglio e quindi si ha una perdita di peso. Probabilmente si può anche avere all'inizio una perdita di peso, ma non è assolutamente un dimagrimento sano, perché per dimagrimento si intende la perdita di massa grassa. Quando noi saliamo sulla bilancia, la bilancia ci dà un numero. Quel numero però equivale ad una composizione corporea. Vi faccio un esempio. Se prendiamo due uomini che hanno la stessa altezza e lo stesso peso avranno di conseguenza lo stesso indice di massa corporea, no? Che è un indice che ci dice se una persona è sottopeso, normopeso, sovrappeso o addirittura obeso. Però qual è la differenza tra questi due uomini? Che un uomo è un bodybuilder, l'altro è una persona obesa. Che cosa voglio dirvi con questo? Che la bilancia è un numero, l'indice di massa corporea è un numero, quindi a parità di peso e di altezza, un bodybuilder e un uomo obeso hanno lo stesso indice di massa corporea, quindi saranno tutti e due sovrappeso, tutti e due obesi. In realtà quello che conta è la valutazione della composizione corporea. Cosa voglio dire? Come siamo costituiti? Siamo costituiti da acqua, da massa magra, da grasso essenziale, da massa grassa, da muscoli, da organi interni. Quindi tutto questo è importante perché ci dice effettivamente cosa perdiamo quando dimagriamo. Per questo è importante fare un'alimentazione equilibrata. Quando si inizia un piano alimentare, spesso si propongono delle diete detossificanti, delle diete che ti fanno perdere tanto peso e magari dopo il primo mese effettivamente questi chiletti sono venuti giù, ma sono liquidi. Quindi noi dobbiamo pensare che all'inizio il nostro organismo ha una perdita di peso, può avere una perdita di peso perché si deve un attimino rendere conto di del percorso che noi gli stiamo proponendo e quindi si ha una perdita di liquidi. Successivamente, continuando a seguire un percorso adeguato e un percorso personalizzato soprattutto, a secondo dello stile di vita che uno fa, a secondo delle patologie che ha, delle familiarità, allora poi si avrà il vero e proprio dimagrimento, quindi la perdita della massa grassa. Noi mensilmente ai controlli proponiamo questo esame strumentale assolutamente non invasivo che è la bioimpedenziometria. Addirittura adesso c'è la bioimpedenziometria segmentale che ci dice
come effettivamente la composizione corporea di un soggetto nei vari distretti del corpo, quindi addirittura più sensibile e sovrapponibile anche alla DEXA, che è un altro tipo di strumentazione che viene utilizzata per valutare la composizione corporea, ma alquanto dispendiosa, quindi noi nutrizionisti non la utilizziamo. Perciò volevo dirvi che quando si inizia un piano alimentare, innanzitutto non bisogna seguire dei piani fai da te, perché non ha senso andare su internet e scegliere una dieta proposta dal web per mangiare bene. E spesso la cosa fondamentale che io amo più di tutti è l'educazione alimentare, proprio perché è importante conoscere gli alimenti, è importante sapere quali alimenti sono buoni, quali alimenti sono meno buoni, quali grassi, non demonizzare per esempio tutti i grassi, perché esistono dei grassi buoni e dei grassi meno buoni. Ma non per questo non bisogna assumerli. Quindi è necessario conoscere gli alimenti, e questo lo potete fare grazie anche a noi nutrizionisti, che mensilmente vi veramente tediamo con tantissimi concetti, tantissime dritte per poter poi seguire il vostro piano. Sarebbe semplice elaborare un piano alimentare e distribuirlo a tutti i pazienti. In realtà quello che noi facciamo è un piano alimentare personalizzato, seguendo i gusti anche del paziente, perché non possiamo proporre assolutamente alimenti che il paziente non tollera, non gradisce, e seguire le esigenze a secondo dell'attività fisica che svolge, ma anche del lavoro che svolge, perché elaborare un piano alimentare ad un impiegato non è la stessa cosa che elaborare un piano alimentare a un operaio, semplicemente per il fatto che hanno innanzitutto un dispendio energetico diverso. E poi hanno degli orari diversi, hanno delle postazioni di lavoro diverse, quindi bisogna un attimino anche aiutare nell'organizzazione dei pasti queste persone. Non vi nego che io ogni tanto invio anche delle ricettine che provo e che poi mi piace condividere con i pazienti, non perché loro non siano in grado di trovare queste ricette, ma mi piace che si instauri con il paziente questa sorta di stima reciproca, rispetto reciproco, e soprattutto devono sentirsi i pazienti liberi di poter scrivere su WhatsApp quando ne sentono la necessità, e non vergognarsi di dirmi cosa gli passa per la testa, anche se possono sembrare delle domande stupide, ecco, diciamo così, delle domande scontate. Io dico sempre ai miei pazienti di rendermi partecipe delle loro idee, e quindi mi piace che ci sia questo rapporto. Quindi soprattutto noi donne, che siamo un pochino più complicate a livello ormonale, a livello di organizzazione anche, no, familiare, lavorativa e quant'altro, è importante non seguire diete fai da te. È importante seguire un'alimentazione sana proposta da un professionista, che vi deve seguire passo passo e non consegnarvi un piano alimentare e basta. E poi soprattutto l'effetto yo-yo, non dimenticatelo. L'effetto yo-yo non è altro che la perdita di peso e l'acquisto di peso. Quindi questo fattore, che di solito avviene quando abbiamo una perdita di peso non sana, e poi quando iniziamo a mangiare qualcosa in più riprendiamo il nostro peso, quindi il nostro organismo è perennemente sotto stress. Noi stressiamo il nostro organismo. Quando poi ci rechiamo, magari dopo vari tentativi fatti da un professionista, la perdita di peso che avremo magari non sarà quella che ci aspettiamo, perché il nostro organismo ormai è provato dalle nostre continue diete. Quindi come dieta
intendiamo come dieta lo stile di vita da intraprendere, da imparare e da proseguire a lungo termine. Perché se noi riusciamo ad acquisire queste sane abitudini, non ci peserà mangiare bene e ne avremo i vantaggi nel corso del tempo. Quindi invecchieremo, ma invecchieremo bene. E quindi questo è molto più importante. Io per ora vi lascio e vi do appuntamento al nostro prossimo video. Spero di essere stata esaustiva e per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio potete naturalmente contattarmi. Sulla mia pagina Facebook trovate il mio numero di telefono, trovate la mia mail, quindi io aspetto le vostre domande e sarò felicissima di rispondervi. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi auguro una buona serata.